E adesso appunto parliamo della Shoah con Maurizio Menis. Insegnare a ricordare è lo slogan del progetto didattico organizzato questa mattina presso l'Aula Magna del Liceo Eleonora d'Arborea di Cagliari per ricordare e onorare la giornata della memoria che si tiene ogni anno il 27 gennaio in tutto il territorio europeo. Il seminario, rivolto soprattutto agli insegnanti, ha avuto come obiettivo quello di preparare i docenti al racconto della Shoah. È stato organizzato dalla Società Dante Alighieri, dal Liceo Eleonora d'Arborea e dallo Yad Vashem. Allora, perché ricordare? Perché il giorno della memoria? Perché, come dice Rick Vogelin, da allora niente è stato più uguale a prima. Quindi occorre nella responsabilità comprendere il passato per poter poi continuare a comprendere il presente. E questa è una cosa fondamentale che occorre innanzitutto noi adulti, ma nello stesso tempo poter lavorare in questo processo anche attraverso i bambini, i ragazzi, quindi parlo delle scuole primarie, delle secondarie di primo grado e anche di secondo grado, perché saranno comunque i cittadini del mondo di domani. Nulla più ormai è disponibile a nuova conoscenza sulla Shoah, il panorama della documentazione è talmente ampio che le nuove generazioni hanno l'imbarazzo della scelta sul modo di approcciarsi alla più grande tragedia umana di tutti i tempi. Io penso che non ci sia una mancanza né di atti né di documenti, perché tanta letteratura è sorta legata all'Olocausto e quindi è tutta degna. Ci sono film, ci sono romanzi, ci sono storie, ci sono studi e ci sono studi di persone che hanno vissuto in prima persona, che poi hanno rifiutato il nazismo, se ne sono andati in esilio e poi sono tornati a dare ancora il loro contributo. Quindi un'analisi anche sociologica, storica, totale di quello che può essere la Shoah, quindi non c'è una mancanza, occorre semplicemente dei punti di incontro. Io credo che siano dei punti di incontro anche ascoltando sicuramente le deposizioni di sopravvissuti, di ricordare situazioni, ma anche sostenerle con criticità, in modo che questo possa ricadere anche su una corretta criticità del presente. Negli ultimi periodi hanno preso posizione anche i sopravvissuti sul modo in cui si affrontano le visite nei campi. Hanno chiesto di preparare i giovani all'esperienza forte nei campi di concentramento per poter analizzare, interiorizzare e riflettere in maniera profonda. In questo ultimo mese ho ascoltato molte testimonianze e ho seguito anche visite di chi è rimasto superstite a queste come guide, come presenze, e ho visto che anche nelle scuole il rapporto diretto e relazionale con i ragazzi è fondamentale e ci sono addirittura alcuni sopravvissuti, alcune sopravvissute che dicono: io riesco a tornare ad Auschwitz, riesco ad andare nelle scuole a raccontare perché ci sono i ragazzi, perché ci sono loro che mi ascoltano, che mi guardano e che chiedono chiarezza, chiedono verità, e questi sopravvissuti poi di fatto fanno quest'opera. Una in particolare mi ha colpito, credo che sia avvenuta in Toscana, una sopravvissuta in un liceo che ha allestito una sala per l'Olocausto e l'ha voluta proprio intitolare. Lei ha seguito questo lavoro con i ragazzi e poi si era deciso di colorare tutto di grigio, che è il colore, diciamo, della dignità che si porta per la memoria, e di mettere una dicitura. E tanti hanno proposto la pace, la fratellanza, la giustizia, e questa sopravvissuta ha detto no, la parola giusta è indifferenza.